Dopo essere stato truffato a Udine, è stato abbandonato all'aeroporto di Ciampino, dove è stato soccorso e aiutato dai carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma. Un ottantenne, pensionato e residente nella provincia di Udine, che vive da solo e non ha parenti, è stato vittima di una sofisticata e spietata truffa. La vicenda ha avuto inizio il 14 luglio, quando l'anziano ha ricevuto sul proprio cellulare un finto messaggio a nome dell'operatore Nexi. Lo avvisava di una transazione sospetta di 1.004 euro sul suo conto, invitandolo a contattare un sedicente servizio clienti. L'uomo ha chiamato il numero indicato, ha risposto un truffatore che, qualificandosi come operatore della polizia postale, lo ha convinto che i suoi risparmi e i suoi beni erano nel mirino di una banda di criminali. Lo ha così esortato a prendere tutti i suoi gioielli di famiglia, soldi e carte di credito, invitandolo a raggiungere immediatamente Roma per bloccare i pagamenti e mettere tutto al sicuro. All'aeroporto di Fiumicino è stato prelevato da 3 giovani a bordo di un'auto scura. I malviventi si sono fatti consegnare il denaro contante, carte e gioielli e lo hanno fatto scendere nei pressi dell'aeroporto di Roma Ciampino, dicendogli di prendere un aereo per tornare a casa. Solo quando si è presentato alla biglietteria di Ciampino e ha scoperto che da lì non partivano voli per Trieste, l'anziano ha realizzato con sgomento di essere stato ingannato e derubato. I carabinieri della stazione di Ciampino, vedendolo alla biglietteria, hanno subito preso a cuore la situazione. Dopo averlo accolto all'interno della caserma, lo hanno tranquillizzato e rinfocillato. Lo hanno accompagnato poi a Fiumicino, assistendolo finché non è riuscito a imbarcarsi sul primo volo.